credo di avervi detto abbastanza, poi potrei dire che nessuno di voi ha mai saputo, e sono convinto che non l'avete mai saputo, che il Presidente degli Stati Uniti d'America che ha preceduto l'attuale abbronzato, come avrebbe detto Berlusconi, presidente, si chiamava George Bush ed è il responsabile di tutto questo massacro, Presidente degli Stati Uniti d'America, George Bush, non è mai stato eletto Presidente degli Stati Uniti. Lo sapevate questo? Forse sì, qualcuno lo sa. Nell'anno 2001, anzi nell'anno 2000, l'allora Presidente degli Stati Uniti, George Bush, perdette le elezioni presidenziali. Le perdette, non le vinse. E quando l'allora antagonista Al Gore contestò la sua elezione, ci fu il riconteggio, lo ricordate? Questo lo ricordate? Ci fu il riconteggio, durò diverse settimane, qualche mese, e poi a un certo punto, d'improvviso, la Corte Suprema degli Stati Uniti si riunisce e quando la conta dei voti è ancora in corso e quando Al Gore sta vincendo le elezioni in Florida, che era lo stato decisivo, si faceva la riconta dei voti in Florida, dove c'erano state delle falsificazioni. Vi lascio perdere i dettagli, chi ha studiato questo problema lo sa. C'erano già state amplissime falsificazioni perché moltissimi neri della Florida non avevano potuto votare. Quindi già le elezioni nel paese sovrano, nel paese che tutto il mondo dovrebbe considerare il paese più democratico del mondo, c'erano state falsificazioni gigantesche, di cui nessuno naturalmente ha scritto, ma aveva perduto lo stesso il presidente, tra virgolette, George Bush. E la Corte Suprema interviene a un certo punto, interrompe la conta dei voti e dichiara Presidente degli Stati Uniti il perdente. Lo sapevate? Qualcuno per caso se lo ha letto su internet, ma queste notizie non le avete lette né su Repubblica, né sul Corriere della Sera, né sulla Stampa, su nessuno dei giornali e su nessuno dei telegiornali. Silenzio. Altra prova del fatto che voi non sapete nulla di quello che succede nel mondo. È accaduto l'11 settembre il più grande colpo di Stato mai fatto, un colpo di Stato mondiale che deve portarci in guerra. Doveva portarci in guerra e ci sta portando in guerra. Attenzione, quello di cui stiamo parlando questa sera non riguarda mica il futuro, non riguarda mica il presente, riguarda il futuro. Sto parlando di cose che devono ancora avvenire. E questo naturalmente poi più tardi, magari verrà fuori, dirò più dettagliatamente perché. Subito dopo l'11 settembre il presidente Bush fece una dichiarazione che mi colpì moltissimo. Fu una delle cose, tra l'altro, che mi fecero pensare che bisognava dare un'occhiata ai documenti con molta attenzione. Disse: è cominciata una guerra che durerà 50 anni. Solo di Dio. 2. Il 12 di settembre Bush dichiara: è cominciata una guerra che durerà 50 anni. E poi subito dopo il ministro della difesa di allora, Donald Rumsfeld, disse: è cominciata una guerra che durerà più di una generazione. Diciamo, ma cos'erano dei profeti? Che cosa gli faceva dire a questi due signori che era cominciata l'11 settembre una guerra che sarebbe durata 50 anni? Perché? Perché loro sapevano che stava cominciando una guerra che sarebbe durata 50 anni. E lo sapevano perché sono loro gli organizzatori, non loro personalmente, non dico personalmente il presidente Bush, anzi sono incline a ritenere che il presidente Bush ne sapesse meno di molti altri. Ma quelli che hanno organizzato l'11 settembre lo sapevano e come. Vi accenno soltanto un dettaglio, poi ripeto, sono sicuro che ci torneremo più avanti stasera, non voglio farla troppo lunga perché non voglio togliermi il gusto di fare le domande. Lo sapevano perché? Perché c'era un documento che potete ancora trovare adesso su internet se avete un po' di pazienza. Se voi scrivete, andate su Google, scrivete PNAC, che vuol dire in inglese Project for the New American Century, PNAC. Bene, quel documento l'ho scritto prima dell'11 settembre, prima, 3 anni prima, nel 1998. E quel documento è un documento del mio cono, al quale hanno preso parte alla discussione su questo documento
come il ministro della difesa Donald Rumsfeld, Peter Wolfowitz e numerosi altri dei neoconservatori americani, a un certo punto dice attenzione, tenete presente queste cose perché sembrano delle profezie, ma non sono delle profezie, sono delle profezie autoavveratesi. C'era scritto che nel 2017 la Cina sarebbe diventata il pericolo principale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America. Ora, noi ci troviamo nel 2011. Volete un cenno? Vi faccio un cenno veloce. La Cina, credo che ormai abbiate capito dove siamo, almeno questo si vede. La Cina è diventata il paese numero 1 del mondo. Fra 5 anni, se la Cina continua a crescere con questo tasso di crescita del 10% medio anno del prodotto interno lordo, moltiplicato per 5, con l'interesse composto fa più del 6%, quindi vuol dire che alla fine dei prossimi 5 anni, cioè 2001 più 5 fa 2016, la Cina sarà una Cina e mezzo. La Cina sarà diventata 1,5 Cine fra 5 anni, non fra 200 anni. E allora che cosa succederà? In sintesi succederà questo, che da qui a 5 anni non ci sarà spazio vitale su questo pianeta per l'Occidente e per la Cina, per il miliardo di occidentali di cui noi facciamo parte e per il miliardo e 300 milioni di cinesi, perché i cinesi consumeranno tanta carne quanta consumiamo noi adesso e non ci sarà spazio per le mucche sulla Cina. Consumeranno tanta benzina, anzi molta di più di quante ne consumiamo noi, vorranno tante automobili quante ne abbiamo noi, vorranno case come le nostre, non di 35 metri quadri per una famiglia di 5 persone, ma di 150 metri quadri, il che significherà che occorreranno miliardi di tonnellate di cemento, milioni di tonnellate di cemento, miliardi di tonnellate di acciaio per costruire queste case. Non ce ne sarà per tutti, cari amici. Noi andiamo a uno scontro globale, mondiale, e allora mi viene in mente quello che diceva Bush. È cominciata una guerra che durerà 50 anni. Hanno cominciato questa guerra perché loro vedevano il futuro. Loro sono come quelli che stanno in cima a una torre alta. Quelli che stanno in cima alla torre vedono come gli antichi feudali che costruivano le torri perché gli serviva per guardare il nemico da lontano. Se stai in alto lo vedi prima, ti puoi preparare. Bene, loro sono come quelli che stanno in cima alle torri. Noi stiamo a terreno, loro stanno in cima, noi non vediamo niente, loro vedono molto, non tutto ma molto. E quindi si preparano. E quindi quello che sto dicendo sull'11 settembre, che noi non sappiamo niente, e sto dicendo che noi non sappiamo niente del nostro futuro se non stiamo attenti. Questa è gente pericolosa, che sta ancora ai posti di comando, non sono mica spariti, sono sempre lì. Nessuno li ha condannati, nessuno li ha scoperti. E quindi questa cosa qua assume una colorazione del tutto diversa. Per cui, quando voi vedete le prossime guerre che arrivano, state attenti che fanno parte di questo disegno, non sono mica un caso. Adesso noi stiamo bombardando la Libia, non pensate mica che sia un caso. Oggi le notizie dicono che le riserve in dollari dei cinesi sono ormai superiori ai 3 trilioni di dollari, cioè 3.000 miliardi di dollari sono nelle cassaforti cinesi. E perché? Perché i cinesi fanno il loro gioco e fanno benissimo a fare il loro gioco, perché sanno che diventeranno presto il bersaglio. Quindi si apprestano a ricattarci, per esempio tirando fuori i dollari che hanno nelle loro riserve e gettandoli sul mercato, che vorrebbe dire che nello spazio di poche settimane noi potremmo assistere senza battere ciglio al crollo del dollaro. Gli effetti, provate a immaginarli voi e tornate a pensare a cosa diceva Antonelli. Nel 2017 la Cina sarà divenuto il pericolo principale per la sicurezza degli Stati Uniti d'America. Si stanno preparando. Cosa voi credete? Che gli Stati Uniti spendono in questo momento 700 miliardi di dollari
all'anno per armamenti, cioè quasi il doppio di quello che spendevano in piena guerra fredda, quando esisteva ancora l'Unione Sovietica, il nemico principale. Come mai hanno aumentato in questi 10 anni, in questi 20 anni, a dismisura le spese militari? Si preparano alla guerra, e se questa guerra la scatenano, non penserete che noi rimarremo fuori. In questa storia della Libia abbiamo visto 3 protagonisti: il signor Sarkozy, presidente di Francia, il primo ministro della Gran Bretagna, il presidente degli Stati Uniti d'America. Eccoli qua i tre che stanno giocando tutta la partita. Quello che sta accadendo sostanzialmente è che l'impero degli Stati Uniti sta finendo, le risorse stanno finendo, gli spazi si stanno riducendo, la crescita non c'è più in Occidente e quindi bisogna prepararsi a una situazione di emergenza. Ecco più o meno il quadro che abbiamo di fronte. Questo quadro è cominciato l'11 settembre. Adesso siamo 10 anni di distanza e sta maturando la grande svolta verso la quale noi andiamo. L'unica persona a occhio e croce, se dovessi guardarmi intorno, che ha reagito a questa situazione si chiama Angela Merkel. Forse c'entrerà anche il fatto che è una donna, ma c'entra il fatto fondamentale che la Germania è l'unico paese europeo e della NATO che ha detto noi non partecipiamo. Avremmo potuto farlo anche noi se avessimo avuto un altro governo. Resta il fatto che non tutto l'Occidente è d'accordo, vedremo. Certo, comunque la situazione è altamente rischiosa. Il rischio è che l'Europa sia trascinata in questa guerra. E quello che dobbiamo fare è un compito molto preciso, che io credo che dovremmo assumerci tutti noi, tutti voi che siete qui, e di fare in modo che l'Italia non entri più in nessuna guerra. Se c'è una possibilità di salvarci, è non entrare in nessuna delle guerre future che ci metteranno sotto il naso, proprio per salvarci. Grazie per l'attenzione.